Tutti, buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di martedì 9 agosto, ultima eliminatoria del Tommaso Grassi Award 2022 Super Frustino. E 5 saranno le corse in programma. Si parte però con una Gentleman che vede al via 10 concorrenti: Beethoven Griff, Biluleo, Tancredi Sartor, Bowie, Brios, Braveheart Zac LG, Zarzamora, Tommy, Aguario Cassi e Blue Moon. In chiusura favorito Brios, numero 5. Macchina che accelera e i cavalli sono partiti con la velocità iniziale di Biluleo, che ha all'esterno anche Brios e poi Braveheart Zac. Insiste Brios, va su Biluleo e ottiene il via libera dopo 300 metri, quindi Brios in vantaggio. Dopo 400 metri di gara in vantaggio dunque Brios. Matteo Zaccherini ora cerca di moderare il ritmo dopo il primo quarto di gara abbastanza svelto in 29-1. Numero 4 Bowie squalificato. La squalifica per Bowie. In seconda posizione si mantiene Biluleo, all'esterno la progressione intanto di Tancredi Sartor, mentre in terza posizione c'è Blue Moon che ha colto buona partenza dalla seconda linea. Percorsi esterne, c'è il tentativo ora di Zarzamora in terza ruota, mentre in terza pariglia esterna c'è Beethoven Griff che invece non è partito fortissimo. 800 iniziali in 1 minuto e 4 decimi, quindi tiene comunque il ritmo abbastanza sostenuto. Brios, Biluleo appare in difficoltà e Tancredi Sartor si può accodare in seconda posizione dopo 1 chilometro in 1:15 e mezzo. Siamo ora a poco più di 400 dalla conclusione con Brios in vantaggio e seguito da Tancredi Sartor. C'è il tentativo ora di Beethoven Griff che scatta a centropista. Beethoven Griff si ingamba bene all'esterno, arriva al sediolo di Brios al completamento della piegata, anche Blue Moon della partita, retta d'arrivo con Brios che entra in vantaggio, attaccato all'esterno da Beethoven Griff che insiste con decisione nel finale. Beethoven Griff con Blue Moon che ci prova a sua volta, ma è Beethoven Griff che sul palo emerge e vince nei confronti di Blue Moon. Terzo posto per Brios, 1:14,9 il ragguaglio conclusivo. Vince quindi Beethoven Griff in sediolo Massimo De Luca, che dalla terza pariglia esterna è scartato sulla retta opposta all'arrivo e addirittura ha superato Brios ai 50 metri finali, controllando poi il bel finale di Blue Moon che finisce seconda battendo proprio Brios. 1:10,5 l'ordine d'arrivo. Vince Beethoven Griff con Massimo De Luca in sediolo per il training di Nicola Salacone, il proprietario, il signor Pietro Bellardi.